Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi porterò nel cuore della notte più emozionante dell'anno, la vigilia di Natale. In Italia, l'attesa del 25 dicembre è un momento sacro, vissuto con un'emozione unica. Ma questa attesa ha un sapore particolare. La sera del 24, infatti, le famiglie seguono un'antica tradizione che unisce ogni città, da nord a sud. Ma come si celebra questa notte? E perché le nostre abitudini a tavola cambiano? Preparatevi a scoprire i segreti di questa notte fatta di silenzio, fede e buon cibo. Per capire la notte del 24 dicembre, dobbiamo guardare il suo nome, vigilia. Questa parola ha un'origine militare. In latino la vigilia indicava il turno di guardia notturno dei soldati romani. Significava restare svegli e attenti nel buio mentre gli altri dormivano per proteggere l'accampamento dai pericoli. La tradizione cristiana ha preso questa parola antica e le ha dato un significato nuovo e spirituale. Non si faceva più la guardia contro i nemici, ma si restava svegli per aspettare l'arrivo della luce. Secondo la fede cattolica, Gesù è la luce che vince le tenebre. Per questo motivo, la notte prima della sua nascita era considerata un momento di buio e di silenzio. I nostri nonni vivevano queste ore con grande rispetto. Non era ancora il momento della festa, ma il momento dell'attesa. Bisognava preparare il cuore a ricevere un ospite importante. In passato, questa attesa era accompagnata da un rito molto diffuso nelle campagne italiane, il ceppo di Natale. La sera del 24, il capofamiglia metteva nel camino un tronco di legno enorme che doveva bruciare lentamente fino al mattino seguente. Questo fuoco aveva un valore sacro. Serviva a riscaldare la casa per la famiglia riunita, ma era anche un gesto di affetto verso il bambino Gesù. La credenza popolare diceva che la Vergine Maria sarebbe passata in quella casa e avrebbe trovato il fuoco acceso per scaldare i panni del neonato. Era un modo semplice per dire: qui sei il benvenuto. Oggi, nelle case moderne, i grandi camini sono rari, ma il senso dell'attesa è rimasto intatto grazie a un altro simbolo potente, il presepe. Se guardate un presepe italiano durante la giornata della vigilia, noterete un dettaglio fondamentale. Ci sono le montagne di cartapesta, le luci, i pastori e gli animali. C'è Giuseppe e c'è Maria. Ma al centro della scena la culla è vuota. Manca il protagonista. Questo vuoto è il centro di tutto. Ricorda alle famiglie che la festa non è ancora completa. Bisogna aspettare la mezzanotte per mettere la statuina del bambino nella mangiatoia. Questa lunga attesa non coinvolgeva solo lo spirito, ma anche il corpo. Per prepararsi a un evento così sacro, la tradizione richiedeva una purificazione fisica. È nata così una regola alimentare molto precisa, che ha trasformato la cena della vigilia in un momento unico, molto diverso dal pranzo di Natale. Questa regola sacra ha un nome preciso. Si chiama mangiare dimagro. Per secoli, la Chiesa ha stabilito che nei giorni precedenti alle grandi feste bisognava purificarsi. La carne era vietata non perché fosse cattiva, ma perché era considerata un cibo troppo pesante e nutriente. Secondo la tradizione, un corpo appesantito dalla carne faceva fatica a restare sveglio per pregare. Per questo motivo,
La sera della vigilia bisognava mangiare cibi più leggeri e semplici per lasciare spazio alla meditazione. Dunque, la carne spariva dalle tavole. Ma gli italiani hanno sempre trovato il modo di rispettare le regole senza rinunciare al buon cibo. L'alternativa perfetta era il pesce. Tuttavia, c'era un problema pratico. Anticamente non esistevano i frigoriferi e trasportare il pesce fresco nelle città lontane dal mare era quasi impossibile. La soluzione arrivò dai mari freddi del nord Europa, il baccalà e lo stoccafisso. Questi due prodotti non sono altro che merluzzo conservato, seccato al vento o messo sotto sale. Erano perfetti per l'Italia di una volta. Si potevano conservare per mesi e si potevano trasportare ovunque, anche nei paesi di montagna più isolati. Ecco perché, ancora oggi, il baccalà fritto o in umido è il re indiscusso della vigilia in quasi tutte le regioni, dal Veneto a Roma fino alla Campania. Non era una scelta di gusto, ma una necessità storica che è diventata identità culturale. Con il passare dei secoli la società è cambiata e con essa anche il significato di questa cena. Quello che era nato come un pasto di piccola rinuncia si è trasformato in una bellissima tradizione gastronomica. Oggi le pescherie italiane la mattina del 24 dicembre sono piene di vita. Le famiglie scelgono il pesce migliore e i crostacei più buoni per onorare la festa. La regola formale è rimasta intatta, niente carne, ma l'atmosfera è cambiata. La cena di magro è diventata un'occasione speciale per riunire la famiglia intorno ai sapori del mare. Eppure, in mezzo a questa abbondanza moderna, alcuni piatti antichi resistono al tempo. Sulle tavole del Sud Italia, tra i gamberi e il salmone, c'è ancora un ospite fisso che non manca mai. Un pesce dalla forma strana, simile a un serpente, che non si mangia solo per fame, ma per sconfiggere una paura antica. Questo pesce misterioso, protagonista assoluto della vigilia napoletana e del Sud Italia, si chiama capitone. In termini scientifici, il capitone è semplicemente la femmina dell'anguilla. È un pesce lungo e scuro. Non è facile da cucinare e ha un sapore molto particolare, ma la sua presenza a tavola è quasi obbligatoria. Perché? La risposta non si trova nei libri di cucina, ma nella Bibbia. La forma del capitone ricorda quella di un serpente. Nella tradizione cristiana, il serpente è l'animale simbolo della tentazione e del male. È il serpente che, nel libro della Genesi, ha cambiato la storia dell'uomo. Dunque, servire il capitone nella notte della vigilia ha un significato simbolico profondo. Mangiarlo rappresenta un atto di vittoria. Significa allontanare il male e le tentazioni per fare spazio al bene. È un modo per pulire la coscienza e preparare il mondo alla nascita di Gesù. Tuttavia, i simboli della vigilia non riguardano solo il tipo di cibo, come il capitone. Anche la quantità è fondamentale. La tavola italiana del 24 dicembre segue una matematica sacra. Non si mangia a caso, si conta il numero dei piatti serviti. A seconda della regione e della tradizione familiare, il numero deve seguire una logica precisa. In alcune zone, come a Roma, la tradizione richiede 7 piatti diversi. Il 7 è un numero biblico molto potente. Rappresenta i 7 giorni della creazione del mondo, ma soprattutto
i 7 sacramenti della Chiesa. In altre famiglie si arriva a 9 piatti. Il 9 è considerato il numero della perfezione, perché rappresenta la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, moltiplicata per 3. Infine, a Napoli, la tradizione più ricca vuole addirittura 13 piatti. In questo caso, il numero rappresenta Gesù, insieme ai 12 apostoli. Che siano 7, 9 o 13, il messaggio è lo stesso. La cena non serve solo a riempire lo stomaco. Ogni piatto, ogni numero e ogni sapore è un codice. È un modo per raccontare la storia della fede attraverso il cibo. E quando l'ultimo piatto è finito e i numeri sono stati rispettati, l'orologio segna finalmente l'ora più importante. Il rumore delle posate finisce e lascia spazio a un suono diverso, quello delle campane. Quando le lancette dell'orologio si avvicinano al numero 12, l'atmosfera in casa cambia. La lunga cena, con i suoi numerosi piatti di pesce, è finalmente terminata. La tavola è ancora piena di briciole e bicchieri, ma l'attenzione di tutti si sposta altrove. Non si guarda più il piatto, si guarda l'orologio. Esattamente a mezzanotte accade il miracolo che tutti aspettavano. In molte case italiane, questo è il momento del rito più tenero della serata, la processione verso il presepe. Tradizionalmente, questo compito spetta al membro più piccolo della famiglia, il bambino più giovane, simbolo di innocenza. Oppure, in altre case, tocca al nonno, il più anziano, simbolo di saggezza. La persona scelta prende la statuina di Gesù bambino, che fino a quel momento era rimasta nascosta in una scatola, e la porta verso la grotta. Mentre tutti guardano in silenzio, la statuina viene posata delicatamente nella mangiatoia, tra il bue e l'asinello. La culla vuota, che avevamo visto all'inizio della serata, ora è piena. Questo gesto semplice segna la fine dell'attesa. È nato il Natale e la festa può iniziare davvero. Ed è qui che la tavola cambia volto. Scompaiono i piatti di pesce e arrivano i re indiscussi delle feste. Il panettone, il dolce alto con uvetta e canditi, tipico di Milano, e il pandoro, il dolce a forma di stella, morbido e senza canditi, tipico di Verona. Si sente il rumore del tappo dello spumante che salta e i bicchieri si alzano per il brindisi. Gli auguri di Buon Natale risuonano in tutta la casa, accompagnati da abbracci e baci tra parenti. Dopo il brindisi, per molte famiglie la notte non finisce a tavola. Nonostante il freddo di dicembre, le persone escono di casa per un appuntamento sacro, la messa di mezzanotte. Le chiese sono illuminate a festa, piene di fiori rossi e di canti. È un momento di comunità molto forte, dove ci si scambia gli auguri con i vicini di casa e gli amici, condividendo la gioia della festa. Tra la luce del presepe e il dolce sapore del panettone, la vigilia si chiude. Ma non dimentichiamo il vero significato di questa attesa: ricordare la nascita di Gesù, la luce divina che arriva per illuminare il mondo e portare speranza. Ed è proprio questa luce che non ha confini. Ovunque ci sia un italiano nel mondo, la sera del 24 dicembre si accende una scintilla speciale. Non importa quanto siamo lontani da casa, quando alziamo i calici per il brindisi e guardiamo negli occhi le persone che amiamo, il cuore torna sempre lì, alle nostre radici,
e all'amore che ci fa sentire a casa. Così finisce il nostro racconto della vigilia. Abbiamo scoperto che dietro il pesce, il capitone e il numero dei piatti a tavola c'è un desiderio profondo, quello di preparare il cuore alla gioia. Questa notte ci insegna che l'attesa non è tempo perso, ma è il tempo necessario per dare valore alle cose belle. Ci ricorda che la luce arriva sempre, anche dopo il buio più lungo. Vi auguro di passare una vigilia serena, piena di calore e circondati dall'amore delle vostre famiglie. Buon Natale a tutti voi! Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie che rendono unico il nostro paese, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.